Il tam tam che corre sui social network e orde di ragazzini che si danno appuntamento per darsele di santa ragione. Sabato sera Padova ha rischiato per un soffio di vedere in pieno Prato della Valle quanto poi è avvenuto solo poche ore più tardi a Nichelino, in provincia di Torino, dove 180 ragazzini si sono incontrati nel parcheggio di un supermercato e si sono presi a pugni, bastonate e lanci di bottiglie, con un bilancio di 2 feriti e 52 identificati tra i 13 e i 16 anni d'età. A Padova sabato sera la maxi rissa era ormai pronta ad esplodere quando a far saltare tutto ci hanno pensato le forze dell'ordine. La polizia aveva tracciato nei social network l'appuntamento organizzato tra centinaia di giovanissimi di Padova e provincia che si erano dati appuntamento per scontrarsi. Per motivi futili, per il piacere di scontrarsi e di dimostrare la superiorità di questo o quel gruppetto. Non è stato facile scoprirlo perché le informazioni viaggiano tra i telefoni cellulari e questi incroci pericolosi nascono con pochissimo preavviso. È un fenomeno che riguarda gli adolescenti, la fascia di età è grosso modo dai 14 ai 18-19 anni e interessa in modo preponderante gli italiani di seconda generazione. Sono gruppi di ragazzi che stanno insieme, cementato questo gruppo da un senso identitario francamente un po' deviato. Quando i ragazzini sono arrivati in Prato della Valle hanno trovato ad accoglierli la polizia e il reparto mobile già schierato e pronto a intervenire. Hanno deciso di desistere e hanno provato, facendo finta di niente, a disperdersi, ma moltissimi sono stati fermati e identificati, almeno una cinquantina. Molti erano italiani, per la gran parte minorenni o di seconda generazione, teppisti dell'ultimo minuto accomunati dalla giovane età e dalle motivazioni assenti, desiderosi di prendersi a pugni e bastonate semplicemente per il gusto di farlo. Un po' accade perché è tipico della fase e dell'età e sicuramente complice il fatto che abbiamo dovuto tutti quanti in qualche modo, noi non ci pensiamo, ma la pandemia che ci ha obbligato a stare chiusi in casa, come dire, ha molto compresso l'aggressività, la possibilità di mettere in gioco le spinte aggressive che fanno parte del nostro esseri umani, no? L'aggressività ci serve e se non la utilizziamo questa aggressività, come dire, si accumula e rischia poi di prendere delle strade che non vanno bene. Il disagio giovanile e adolescenziale con la pandemia si stima che si sia accresciuto e manifestato di oltre il 30%. Sicuramente questo fatto che anche le persone meno giovani, cioè quelli che hanno la responsabilità di educare, diciamo così, e non parlo solo degli insegnanti ma di tutti noi, facciano fatica, come dire, a mettere in forma la loro aggressività e ad esprimerla in maniera che sia utile anziché nociva e violenta, non aiuta assolutamente. Padova osserva con timore questa nuova escalation di violenza. Un anno fa le risse tra il Duomo e le piazze erano quasi all'ordine del giorno e per un po' si erano fortunatamente placate. Ora starà alla polizia chiudere il cerchio e le indagini, ma quanto avvenuto nelle ultime ore rimarrà comunque un campanello d'allarme che il comune vuol prendere di petto, invocando decisioni drastiche. Visto che quasi tutti sono ragazzi che abitano fuori Padova e che qui si danno appuntamento, il divieto di ritorno in città può essere assolutamente d'esempio. È vero che è un qualcosa che sta accadendo un po' dappertutto, quindi c'è sicuramente una situazione difficile da affrontare, però credo che in questo momento Padova deve rappresentare un po' il comune capofila. È necessario far di tutto per prevenire questi fatti, però credo che anche qualche provvedimento restrittivo sia un qualcosa di auspicabile.